22.666 euro di reddito medio annuo contro un'inflazione che galoppa e spese sempre più elevate a cominciare dalla sanità. Confermano le preoccupazioni ripetutamente espresse dal sindacato i dati CGIL sui redditi dei 71.563 trevigiani che in tutta la provincia si sono rivolti al CAF per la denuncia dei redditi 2023, principalmente pensionati e lavoratori dipendenti, la fascia con il reddito medio più alto quella tra i 51 e i 60 anni che si attesta sui 25.861 euro annui. Pesante è anche il gap tra uomini e donne. 4.500 euro la differenza nella fascia 21-30 anni, addirittura 11.000 in quella tra i 61 e i 70. L'incremento dal 2021 al 2022 dei salari, che è intorno al 4%, non copre l'inflazione, che è intorno al 17% per i redditi medi, ma che si alza molto di più per quanto riguarda i redditi bassi, siamo intorno al 22%. Tra il 2019 e il 2023 spese sanitarie cresciute da 6.650 euro pro capite a 7.260, effettuate spesso e volentieri anche nel privato e all'estero. In calo mutui per acquisto e costruzione prima casa. In crescita invece le rendite da fabbricati derivate da affitti, numeri che fotografano anche cambiamenti di stili di vita. Abbiamo notato che c'è anche un incremento di molte persone che hanno patrimoni all'estero, che siano intesi come fabbricati piuttosto che redditi, sia che lavorino all'estero ma anche che per brevi periodi o fanno investimenti come criptovalute o comunque investimenti in generale di conti correnti all'estero. Dall'analisi dei redditi esce un'istantanea non esaltante, conclude Visentin, che impone provvedimenti urgenti. Credo che vada fatto un ragionamento sia per i rinnovi dei contratti, rimettendo in tasca dei lavoratori significativi aumenti, e dall'altra parte che si faccia una revisione anche delle politiche fiscali, allargando la base imponibile, perché non possono essere sempre sulle spalle dei soliti noti, dei pensionati e dei lavoratori dipendenti il sostegno del funzionamento del Paese.